Sono più di 250.000 le persone che ogni anno visitano il Museo archeologico di Venezia ed è in atto un progetto di rinnovamento per renderlo degno di tali numeri. Nuovo volto per l'allestimento di alcune sale, riordino delle collezioni e azioni di restauro e recupero architettonico del palazzo. Questa è l'idea portata avanti ormai da qualche anno dalla Soprintendenza del Polo Museale veneziano. Questa volta è toccato alle facciate dello splendido cortile cinquecentesco realizzato da Vincenzo Scamozzi, affacciato proprio su Piazzetta San Marco e ingresso storico del museo. Il cortile è stato riaperto e presentato questa mattina in tutta la sua ritrovata bellezza. A scaturire la necessità dei lavori è stata la caduta di un pezzo rapido del cornicione di una finestra, che si è frantumato al suolo, fortunatamente senza colpire nessuno. La Soprintendenza Speciale del Polo Museale ha dunque deciso che era giunto il momento di iniziare i lavori per la messa in sicurezza e il restauro conservativo, realizzati grazie ai finanziamenti della Soprintendenza stessa e del Magistrato delle Acque, sotto l'attenta supervisione della Soprintendenza ai Beni Architettonici. Il restauro ha riguardato i materiali lapidei e gli intonaci di due facciate del cortile, che presentavano crepe e distacchi sui cornicioni e sui timpani delle finestre. I capitelli delle possenti colonne rischiavano di perdere pezzi e i fregi che separano le facciate in tre ordini sovrapposti erano coperti di sporco e guano. La pulizia delicata con acqua e sostanze basiche ha riportato alla luce i colori della facciata e della pietra d'Istria. L'inserimento di sbarre di acciaio inox ha rinforzato le pareti e le parti decorative come fregi e timpani e l'eliminazione di muffe e ruggini permette finalmente di fermare il degrado. Il restauro ha rispettato i segni del tempo e lo stratificarsi dell'azione di tutela. Infatti è ancora visibile la scritta che porta la data del 1855, anno del precedente restauro. Ora il cortile è degno di uno dei musei pubblici più antichi d'Italia, fondato nel 1587 dai due prelati veneziani Domenico e Giovanni Grimaldi, e finalmente l'enorme statua di Agrippa, che accoglie i visitatori troneggiando tra due colonne doriche, è tornata a risplendere, orgogliosa del nuovo aspetto del cortile che la ospita da decenni.